breve distanza dal centro abitato di Villa Peruccio, con i suoi quasi 6 metri di altezza, troviamo il secondo menhir più alto della Sardegna e uno tra i più alti di tutto il Mediterraneo. Parliamo di Lucia Rabbiosa. Una leggenda che si tramanda ormai da secoli narra di una donna che portava sulle spalle un grossissimo masso e che si stava dirigendo verso l'isola di Sant'Antioco per costruire appunto un ponte che avrebbe dovuto collegare queste due isole. Ma una volta giunta in loco, qualcuno le disse che questo ponte era già stato costruito e per questo appunto la donna decise di scagliare in terra questa grandissima pietra che prese il nome appunto di Lucia Rabbiosa. La realtà è che invece questo grossissimo masso pesante decine di tonnellate venne conficcato nel suolo durante il Neolitico. Parliamo di oltre 6.000 anni fa, durante la cultura di San Michele di Ozieri. E il menhir di Lucia Rabbiosa, che in sardo viene chiamato anche perdavitta, quindi pietra conficcata, probabilmente aveva degli scopi fertilistici, propiziatori, ed era inserito in una valle nella quale troviamo altri menhir appunto che vennero collocati sempre nello stesso periodo e probabilmente dalle stesse comunità. Tutto questo ha fatto sì che negli anni poi questa zona venisse ribattezzata col nome di Valle dei Menhir. Un'altra leggenda invece ci dice che Lucia era una donna molto ricca, una ricca possidente di campi di grano, ma era anche molto avara e per questo motivo, un bel giorno, Dio decise di punirla pietrificandola. Non sappiamo esattamente per quanti metri possa scendere questa grande pietra. La pietra è stata lavorata utilizzando dei picconi di pietra ed è stata finemente lavorata soprattutto nei margini. Nella parte centrale possiamo vedere poi un incavo che noi chiamiamo coppella e che venne realizzato probabilmente per scopi fertilistici. La sommità invece venne scalfita da un fulmine agli inizi del Novecento e la parte superiore andò persa per sempre. Dobbiamo quindi ipotizzare che il menhir fino a quel momento fosse addirittura più alto di alcuni metri.